Buon pomeriggio, ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia che apriamo con un'operazione avvenuta oggi a Catania e che ha portato all'arresto di 8 soggetti, autori di reati predatori che nella maggioranza dei casi erano destinati ad alimentare il mercatino delle pulci etneo. Gli indagati sarebbero stati soliti procacciare specie di volatili protetti e anche ornamenti comunali. Tra la copiosa refurtiva recuperata spiccano anche alcune tartarughe di terra, il rinvenimento di un fucile calibro 12 e di un piccolo quantitativo di droga di tipo cocaina e marijuana. Continua lo stop ai collegamenti con le isole Eolie a causa del forte vento e del mare in tempesta, inevitabili i disagi nelle scuole, negli uffici pubblici e nelle attività commerciali. Alicudi, Filicuti e il piccolo borgo di Ginostra non sono raggiungibili da oltre 60 ore, Salina, Panarea e Stromboli da oltre 48. E ancora maltempo, questa volta ci spostiamo lungo la A18 sulla Messina-Catania, dove a causa della caduta di un albero per il forte vento è finito su 2 auto. 3 sono state le persone rimaste ferite e trasportate al pronto soccorso. Apprezzo la scelta del sindaco di Palermo di mettere a disposizione a determinate condizioni la discarica di Bellolampo ai comuni della provincia per il conferimento dei rifiuti. Lo afferma il presidente della regione siciliana Renato Schifani in merito alla disponibilità del primo cittadino del capoluogo siciliano Roberto Lagalla a consentire ai comuni del Palermitano di conferire la raccolta nell'impianto di Bellolampo. Questa era l'ultima notizia, il TG Flash ritorna con nuovi aggiornamenti alle ore 18. A più tardi. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.